Pillola indovinello era uno dei fiori preferiti da Cleopatra e uno dei più cantati dagli antichi scrittori in letteratura. Ovviamente non poteva mancare nel nostro giardino. Mi riferisco alla rosa. Oggi, cari amici del parco, andremo a conoscere il viale delle rose. Lungo circa 1 chilometro, il viale delle rose è colorato da ben 30.000 piante di questo bellissimo fiore. Ce ne sono di ben due varietà, la Queen Elizabeth e l'Hybrid Poliantha floribunda. La caratteristica di questo viale però non sono solo questi bellissimi fiori, ma anche la veduta, una veduta particolare che ci inganna. Gli elementi caratteristici di questo viale sono due. Innanzitutto le rose, come abbiamo già detto, ma la seconda è la veduta. Da qui infatti si scorge un castello che sembra in fondo al viale, soprattutto dentro il parco, ma in realtà così non è. Si tratta del castello di Valeggio sul Mincio, fatto costruire verso la fine del 1200 dagli Scaligeri, i signori di Verona. La funzione era quella di essere una difesa, di controllare il confine. Valeggio infatti si trova ancora oggi al limite della provincia veronese. Ecco svelato dove conduce il viale delle rose, al nostro bellissimo labirinto. Pensate che il castello, che domina appunto la veduta del viale delle rose, era già amato ed apprezzato da Ippolito Pindemonte. Questo poeta della seconda metà del Settecento era parente del marchese Antonio Maffei e lui in una lettera cita la veduta di questo castello, definendolo di rara bellezza. Quando arrivò il dottor Sigurtà, lui decise di riprendere in un certo senso questa veduta e fece così costruire il bellissimo viale delle rose. L'impressione di poter arrivare al castello ci è data dal fatto che il viale delle rose e appunto il castello si trovano su due colline che hanno la stessa altezza. Il caro dottor Sigurtà ha creato quindi questo viale con una cosiddetta veduta a canocchiale per darci questa impressione di poterlo raggiungere. Questa veduta è da sempre una delle più particolari del nostro parco giardino. Potremmo anche definirla una delle immagini istituzionali del giardino. Spesso molti visitatori non mancano di farsi una foto di fronte a questo bellissimo scorcio.